Benvenuti al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Allora, notizia di servizio, oggi siamo un po' in anticipo sui nostri tempi soliti del TG, del Focus TG, perché c'è una conferenza stampa straordinaria del governatore Luca Zaia a Palazzo Balbi. Noi siamo già collegati con Palazzo Balbi, dove fra poco inizierà il punto stampa. Vedete già i tecnici, gli operatori al lavoro per sistemare, questo è il monoscopio, comunque per sistemare la sede di questa conferenza stampa. Si parlerà del Comitato Tecnico Strategico di Veneto Sviluppo, sarà presente naturalmente il governatore, sarà presente l'assessore allo sviluppo economico Roberto Marcato, il presidente di Veneto Sviluppo Fabrizio Spagna, oltre ai componenti del nuovo CTS della finanziaria della Regione del Veneto. Data molto importante quella di oggi, perché è un po' un ripartire verso un futuro in cui anche queste strutture strategiche diventeranno sono già importanti, diventeranno ancora più importanti, perché potranno indirizzare quelle che sono le strategie del Veneto verso quello che ci aspetta. Non sappiamo ancora quello che ci aspetta, sappiamo che in teoria ci aspetta un'estate in zona bianca. Parleremo nel corso della nostra informazione anche di sanità, naturalmente di emergenza coronavirus, parleremo di vaccini. Fra un po', dopo la conferenza stampa di Zaia, vedremo i dati che abbiamo a disposizione per capire che strada sta prendendo, che direzione sta prendendo la pandemia in Veneto. Importantissimo sapere che ad esempio si è sistemata la vicenda, almeno in Veneto, di AstraZeneca. Ci sono qualche decina di migliaia di dosi che ballano, sappiamo, per il discorso dei richiami a chi invece nella prima dose ha fatto AstraZeneca. Parliamo di vaccini pur non avendo più di 60 anni, situazioni che vanno un po' limate. Noi stessi abbiamo dato come si può dire, una nuova immagine al nostro allo schermo che state vedendo, perché naturalmente oltre alle informazioni alle 11:30 Luca Zaia in diretta, perché inizierà fra poco la conferenza stampa. Abbiamo l'hashtag ripartiamo, ovvero quel simboletto che vuol dire che sottolinea la parola che stiamo utilizzando. Ripartiamo, e la battaglia dell'autonomia è sempre molto cara ai veneti e a Rete Veneta. Noi ripartiamo. Prima ripartiamo e poi subito ripartiamo anche con il discorso dell'autonomia, che non abbiamo mai lasciato cadere. Quindi se anche voi volete raccontarci come avete intenzione di ripartire, potete scriverci al numero che vedete in sovraimpressione 340-321-8806 per dirci come ripartite. Noi però possiamo probabilmente già andare a sentire Ilaria Marchiori, che è in collegamento in diretta in questo momento a Palazzo Balbi. Chiedo alla regia se possiamo già sentire Ilaria. Non sta parlando? Non sta, stiamo ancora facendo le ultime. Ci troviamo proprio qui. Sandro, non mi sento. No, siamo ancora alle fasi delle prove, prove tecniche, per poter fare questa lunga diretta, perché comunque la conferenza stampa sarà molto corposa. Vi ricordiamo che sostituisce la conferenza stampa di oggi in pratica anche il punto stampa quotidiano di Luca Zaia a Marghera, quindi chi vuole sentire, chi vuole informarsi tramite Rete Veneta, e siamo già in diretta anche sui social, se dovesse questo servire a qualcuno che magari non vive in Veneto, non ha una televisione sotto mano, ma vuole capire cosa sta succedendo, su Facebook, sulla pagina Facebook di Rete Veneta c'è già la diretta. Abbiamo Ilaria Marchiori, sentiamo. Balbi, perché sarà presentato proprio il Comitato Tecnico Strategico di Veneto Sviluppo che sappiamo essere la finanziaria della regione, che da oltre 40 anni si occupa proprio delle aziende del territorio, con l'obiettivo di supportarne la crescita e di sostenerla. La conferenza stampa inizierà a brevissimo, intorno alle 11:30, e insieme al presidente Luca Zaia ci sarà anche l'assessore allo sviluppo
sviluppo economico Roberto Marcato e naturalmente il presidente di Veneto Sviluppo SPA Fabrizio Spagna, oltre ad alcuni componenti del nuovo CTS della finanziaria della Regione Veneto. Ma proprio in attesa dell'inizio di questa conferenza stampa, qui insieme a me abbiamo proprio l'assessore regionale al turismo Federico Caner. Buongiorno, benvenuto assessore. Allora, siamo qui in attesa di questo punto stampa per parlare di questo nuovo piano strategico per quanto riguarda Veneto Sviluppo, per presentare questo comitato tecnico. Eppure abbiamo delle novità anche per quanto riguarda proprio il settore del turismo, perché c'è un nuovo piano strategico che va a modificare in qualche modo o comunque a creare una situazione differente rispetto a quello del 2019, proprio perché in questo caso bisogna pensare al benessere, però alla salute e anche a tutto quello che ne consegue dopo la pandemia. Sì, certo, diciamo che siamo in un periodo di revisione di piani strategici nei vari settori, diciamo, concernenti la regione, e per quanto riguarda il turismo noi veniamo dalla realizzazione 3 anni fa di un piano strategico molto particolare, che però per effetto anche della pandemia secondo noi deve essere quantomeno aggiornato. Diciamo che le linee e la vision della Regione Veneto rimane un po' quella, no? Quindi il tema della sostenibilità, della digitalizzazione, dell'innovazione tecnologica anche in ambito turistico, della creazione di nuovi prodotti turistici, oltre che della valorizzazione delle destinazioni attuali. Però il tema della pandemia ovviamente ha rimesso in discussione molte tematiche, molte questioni, quindi era importante da parte nostra far ripartire una sorta di restyling di questo piano strategico, in maniera da mantenere quella che è una visione che comunque è ancora valida, ma inserire anche nuove idee, nuove prospettive, e quindi abbiamo riunito gli operatori del territorio. Ovviamente l'abbiamo fatto con una modalità online, anche se avevamo i chairperson di ogni singola, diciamo, categoria. Noi abbiamo creato 6 tavoli ben specifici, perché ovviamente voi capite che il turismo è trasversale e quindi ogni tavolo si occupava di varie tematiche, non soltanto della recettività, ma penso per esempio, che ne so, ai trasporti, appunto alla digitalizzazione, alla formazione, insomma varie tematiche, e quindi su questo stiamo ragionando. Ecco assessore, noi ci siamo visti proprio la settimana scorsa a Jesolo, perché è stato presentato questo progetto Blue Zone, un progetto importantissimo che riguarda le spiagge del nostro territorio. Sì, questo è stato un progetto molto importante e innovativo, perché siamo passati dal concetto dell'area Covid free al concetto del batterio zero, cioè l'idea che è nata è questa, cioè il fatto di non comunicare più al turista una situazione di emergenza che stiamo superando, ma invece una nuova realtà che sarà il futuro, e che è l'igienizzazione a 360 gradi, cioè il batterio zero significa che comunque avere delle spiagge sanificate. Ecco che con questo progetto noi passiamo da quello che è il litorale, che era già il litorale più lungo, più sostenibile, più accessibile d'Italia, perché ricordo che 3-4 anni fa era partito anche un progetto sull'accessibilità dei disabili, per esempio delle persone che avevano delle difficoltà. Oggi, oltre a essere il più sostenibile, il più accessibile, è anche il più sanificato, anche perché siamo passati dal concetto della bandiera blu, cioè quella che viene riconosciuta, no, come mare pulito, al concetto della sanificazione, quindi non solo la bandiera blu ma anche la spiaggia sanificata. Tra l'altro noi siamo anche bandiera verde nelle nostre coste, significa anche l'attenzione nei confronti per esempio dei minori, dei bambini che si arrecano al mare, in spiaggia. Quindi diciamo che è una sicurezza a 360 gradi che noi vogliamo portare avanti nella costa veneta, e se mi permette questo ragionamento vorremmo ampliarlo anche al resto della regione Veneto. Quindi siamo partiti con questo progetto sulla costa, ma in realtà può essere replicabile in montagna, al lago di Garda e nelle altre località venete. Ecco, questa infatti è proprio una peculiarità della nostra regione, la possibilità di poter trascorrere delle vacanze, che siano brevi, che siano più lunghe, e poter scegliere tra
da vari territori, ma anche quello che accontenta di più le nostre esigenze, perché abbiamo il mare, abbiamo le montagne, abbiamo i laghi ed è un punto proprio di forza del Veneto. Sì, è per questo che io intanto invito i veneti quest'anno a fare le vacanze in Veneto, ma non per campanilismo, ma perché anche la situazione attuale, insomma, a livello internazionale non è ancora consolidata in termini di sicurezza, anche se fortunatamente, insomma, stiamo andando verso alla fine di questa pandemia, quindi si torna anche a viaggiare ed è un bene, per carità. Però, insomma, dico, cerchiamo magari di riscoprire il nostro Veneto, dato che, come spesso dico, all'interno di questi pochi chilometri quadrati che abbiamo, noi abbiamo veramente tutto. Cioè non esiste a livello mondiale una concentrazione di destinazioni, di prodotti turistici come c'è in Veneto. Questo non significa dire che noi abbiamo il mare più bello del mondo. Sicuramente ci sono altre località che hanno il mare più bello, sicuramente ci sono altre località che hanno dei laghi splendidi, ma trovare all'interno di pochi chilometri quadrati, com'è il Veneto di fatto, perché non siamo immensi a livello chilometrico, tutte queste possibilità, cioè il mare, la spiaggia più lunga, dorata e, come vi dicevo prima, sostenibile, accessibile e sanificata, le montagne che sono, sì, forse questo possiamo dire, le più belle del mondo o tra le più belle del mondo, il lago di Garda, che comunque è un lago enorme e sicuramente in Europa non ha eguali, le colline, 8 siti UNESCO, insomma, le delta del Po. Abbiamo anche le terme. Bravissima, stavo dicendo le terme, che non sono solo a Abano e Montegrotto, ma sono anche dalle altre parti. Insomma, abbiamo una serie di destinazioni di prodotti che non trova eguali nel mondo. Ecco, Assessore, alla luce proprio di quanto appena detto, di tutte le perle del nostro territorio, della nostra regione, com'è la situazione al momento a livello di prenotazioni, a livello di richieste, sia in Italia che con le richieste di chi vuole venire dall'estero? Perché sappiamo che ad esempio nel litorale sono molti i tedeschi e gli austriaci che vogliono fare le vacanze proprio qui. Sì, guardi, noi ad oggi non abbiamo dati statistici reali, perché ovviamente questi sono sempre fatti a consuntivo, però abbiamo le prenotazioni che stanno crescendo e salendo. Io ovviamente parlo con gli operatori e mi dicono che mentre giugno, diciamo, è ancora un po' ballerino, a parte che siamo già a metà giugno, ma insomma diciamo che c'è ancora, si è in attesa anche di questa definizione che adesso finalmente è avvenuta dal 1° luglio del Green Pass, no? Quindi questa incertezza sul fatto che si possa entrare anche senza vaccino, oppure devi avere il vaccino ma devi comunque fare il tampone. All'estero queste cose si sanno e quindi frenano un po', diciamo, la presenza sul territorio. Però abbiamo tante prenotazioni per luglio e agosto, in certi casi arriviamo al 70, all'80%, in certi casi anche oltre l'80% di prenotazioni in quei mesi. Allora è vero che agosto per esempio è il mese centrale, però è anche vero che, insomma, post pandemia superare già l'80% di prenotazioni in determinate località è una cosa assolutamente positiva. Quindi io sono convinto che la ripresa c'è da subito. Non avremo i numeri del 2019, quindi sicuramente quest'anno non faremo record di presenze turistiche come eravamo abituati a fare negli ultimi anni, però noi possiamo parlare realmente di una ripresa fin da questa estate. Assessore, rispetto alla scorsa estate, che insomma la pandemia era scoppiata da pochi mesi e quindi la situazione era quella che era, ovviamente poi è iniziata la campagna vaccinale, tantissime persone si stanno vaccinando. Lei quali differenze sostanziali vede dalla scorsa estate a questa? Ma allora, diciamo che la scorsa estate c'era stato questo periodo transitorio proprio di luglio-agosto e poi subito il ripiombare a settembre-ottobre in una situazione di difficoltà. Ho la percezione che il turista oggi, sia internazionale che italiano, abbia in mente che questa sia la fine della pandemia, no? Quindi ci si aspetta che questa ripresa non sia soltanto estiva, perché c'è tanta voglia di mare, ma anche di montagna, ma che possa continuare, no? Anche durante l'autunno e l'inverno. L'autunno sarà importante per la ripresa delle città d'arte, soprattutto con la riapertura dei flussi aerei che provengono da fuori Europa, perché oggigiorno abbiamo molti spostamenti interni, ma grandi rotte aeree esterne non ce ne sono. A noi ci mancano gli americani, per esempio, penso a Venezia, penso a Padova, a Verona, insomma le nostre città d'arte, e quindi abbiamo la necessità di far continuare questo flusso anche nel periodo, diciamo, non clou,
come luglio-agosto, ma appunto da settembre in poi. La percezione però rispetto a prima è che la cosa, grazie anche al tema dei vaccini, sia, non dico superata, ma c'è psicologicamente un'attenzione diversa, la gente si sente che è più sicura e quindi io sono convinto che viaggerà di più anche dopo l'estate. Assessore, la sua percezione, visto che ha parlato di Venezia, è che rispetto ad altre località del nostro territorio, come possono essere le spiagge del litorale, possa avere una ripresa un po' più lenta, anche proprio perché mancano i turisti che arrivano dall'estero, gli americani, come ha appena detto anche lei? Sì, Venezia sicuramente è quella che ha pagato di più in termini di presenze turistiche tra tutte le città d'arte in Veneto, è quella che ha avuto lo scotto maggiore, parliamo di un 80% di calo, però è anche quella che è ripartita per prima, ovviamente, e ce lo aspettavamo, nel senso che ci manca, appunto, ripeto, il turismo internazionale proveniente dall'America o anche dalla Cina stessa. La Cina è stato un blocco molto importante anche per effetto delle cose che sono accadute. Però anche gli operatori mi dicono che le richieste stanno arrivando, quindi non sarà subito quest'estate, secondo me, le città d'arte, ma come le dicevo, dopo l'estate, quindi da settembre-ottobre in poi avremo una ripartenza importante e Venezia assolutamente assieme a Verona faranno da traino rispetto al resto delle città d'arte. Però io vedo che movimentazione un po' ovunque ce n'è negli alberghi, ma addirittura nelle locazioni turistiche, nei bed and breakfast, quindi insomma io credo che, a meno che non ci sia, ma questo tutti facciamo gli scongiuri a ottobre, no? Si ripiombi nell'ondata Covid, però insomma se questi vaccini, come pensiamo, hanno effetto, la cosa non dovrebbe accadere. Ecco, Assessore, la stagione è ripartita e le speranze sono tante. Parliamo delle spiagge, però in questi giorni, negli ultimi giorni, sono emerse delle notizie che riguardano in particolare la zona di Jesolo, perché è proprio lo scorso weekend, nonostante il sindaco Zoggia avesse emanato un'ordinanza, non è stata molto rispettata, perché le spiagge, soprattutto di notte, sono state invase da giovani che hanno bevuto alcolici, che hanno lasciato tutto lì, che erano senza mascherina, l'ha detto il sindaco. È arrivato addirittura un comunicato dall'Associazione Jesolana degli Albergatori, da Confcommercio Jesolo, una lettera che hanno scritto al ministro, al prefetto, al questore per chiedere maggiori rinforzi. Così ha chiesto anche il sindaco, perché ha detto servono rinforzi, perché la mia ordinanza non è sufficiente, ci servono forze dell'ordine. Eppure il prefetto di Venezia ha detto che siamo in estrema difficoltà perché ci sarà il G20 qui a Venezia, quindi l'appello va direttamente a Roma, al governo. Ma assolutamente, purtroppo anche noi come Regione Veneto non possiamo fare molto perché non abbiamo corpo di polizia regionale e quindi ci dobbiamo affidare ovviamente agli organi di Stato e quindi ai carabinieri e alla polizia. Il controllo però è importante, ha ragione il sindaco da questo punto di vista. Devo anche dire che sulla questione mascherine bisogna non fare confusione, nel senso che io stesso ho toccato con mano la presenza di molti turisti, al di là dei giovani che facevano un po' di movimentazione in spiaggia, come abbiamo capito, di notte, ma anche durante le sere o anche di giorno. Effettivamente io ho visto tantissimi turisti senza mascherina in tutto il litorale nostro. Però guardate che questo non è, secondo me, stato fatto con incuria, ma semplicemente perché i turisti sono abituati già nei loro paesi a non portare più la mascherina, cioè in alcuni stati europei la mascherina è già stata abolita e quindi Assessore, la interrompo, parliamo di spazi all'aperto o in generale? Spazi all'aperto e quindi però da noi no. Quindi questo cosa è accaduto? È accaduto che molti turisti sono arrivati al territorio e automaticamente si sono tolti la mascherina. Quando venivano fermati dalle forze di polizia o dei vigili urbani o dalla polizia municipale, in sostanza, molti cadevano in difficoltà, incredulità, e si mettevano la mascherina.
mascherina, il che significa che proprio non erano a conoscenza probabilmente della nostra direttiva o normativa, che era in questo momento differente, come il tema del Green Pass per esempio. Quindi al netto di questa situazione, altra cosa è ciò che si è verificato invece in spiaggia con i giovani, che questo posso dire è avvenuto sia in periodo di post-Covid, ma è avvenuto anche negli anni scorsi in determinate situazioni. Cioè qui il tema è il controllo e la sicurezza a 360 gradi delle spiagge, che deve assolutamente essere perseguita, così come anche l'attenzione a non inquinare, quindi alla sostenibilità, e quindi evitare anche i rifiuti in spiaggia, perché quelli poi ce li becchiamo in mare tutti quanti. Il sindaco di Jesolo ha anche detto che un deterrente, proprio per evitare comunque questi assembramenti, questo alcol selvaggio in spiaggia, questi raduni, un deterrente ottimo potrebbero essere le discoteche, che sappiamo dovrebbero poter riaprire a partire dal 1° luglio. La pensa così anche lei? Perché il sindaco diceva: è inutile che non le apriamo, non li facciamo ballare per non creare assembramenti, e poi si creano lo stesso, e noi non possiamo gestirli tutti completamente. Sicuramente in questo momento mancano luoghi di aggregazione. Se i giovani non possono trovarsi in discoteca, ma al di là della discoteca anche in qualsiasi locale all'aperto, perché insomma oggigiorno sappiamo che anche il mondo delle discoteche si è evoluto, no? E quindi molte discoteche sono comunque all'aperto, però fino ad ora praticamente sono chiuse, e di conseguenza questi giovani da qualche parte vanno. I giovani la festa la fanno comunque, o la fanno in spiaggia o la fanno in qualche appartamento o si trovano da qualche altra parte, però è impensabile bloccare questa marea. Quindi francamente anch'io penso che forse sia più sicuro riaprire le discoteche e magari controllarle, dare delle normative, responsabilizzare i gestori, controllare con le forze dell'ordine, però almeno sai che i giovani vanno in un determinato ambiente, vengono anche controllati, devono sottostare a determinate direttive, tra cui anche l'igienizzazione. Invece se sono liberi in spiaggia, chi ci dice qual è il comportamento? Ed è difficile anche controllare, quindi forse, voglio dire, il tema della discoteca non è così negativo, ma in questo caso risulta essere addirittura positivo. Visto che siamo già a metà giugno e quindi tra una quindicina di giorni dovrebbero riaprire, è ancora d'obbligo il condizionale? Ci sono delle novità in tal senso proprio per quanto riguarda il mondo delle discoteche, che è stato duramente colpito come altri settori, però tra i più colpiti? Ecco, io francamente sulle discoteche non so se è già stata definita la data di apertura reale, e siamo assolutamente comunque in dirittura d'arrivo, perché penso che a breve, insomma con luglio, c'è una ripartenza totale di tutti i settori, all'aperto, al chiuso, e quindi di conseguenza addirittura si discute anche della possibilità di togliere la mascherina e quindi all'aperto, e probabilmente successivamente anche al chiuso. Quindi insomma ovviamente si stanno aspettando quelli che sono gli ultimi dati dei vaccini per capire anche qual è l'importanza relativamente a questa questione. Quindi penso che il CTS, il Comitato Tecnico di Sicurezza, stia valutando gli ultimi dati per prendere delle decisioni definitive. Ecco, questa è una notizia molto importante, era proprio la domanda che l'avrei voluto fare. Dunque potremmo aspettarci che a breve si possa togliere la mascherina, almeno inizialmente all'aperto? Ma io credo di sì, perché negli altri paesi sta già avvenendo, e quindi penso che con luglio questa cosa qua sia fattibile, anche se, le ripeto, ad oggi non abbiamo avuto certezza e date specifiche. Però insomma da come stanno andando le cose, io penso che sia abbastanza plausibile che questo accada. Probabilmente già dai primi 15 giorni di luglio, probabilmente, però attendiamo di capire come sarà l'evolversi. Ce lo auspichiamo comunque da un lato, perché ovviamente girare almeno all'aperto senza mascherina anche a livello psicologico è tutta un'altra idea, è tutto un altro vivere. Sì, anche perché è iniziato il caldo, lo sentiamo anche proprio fuori, è arrivato il classico caldo torrido, inizia a creare magari qualche anche problemino. Sì, e anche l'immagine che si dà nei confronti del turismo internazionale è diverso, perché vedere la gente in strada a Jesolo piuttosto che a Bibione o da qualsiasi altra parte con la mascherina è una cosa, vedere la gente, infatti io lo vedevo quando vedevo i turisti che appunto arrivano già così scevri da questa situazione perché abituati nei loro paesi, ti dà proprio la parvenza di essere in villeggiatura, in tranquillità, e quindi insomma auspichiamo che accada quanto prima. Assessore, visto che lei comunque mastica, perché questo è il suo compito, il turismo da sempre come assessorato,
Qual è secondo lei l'idea che all'estero hanno proprio dell'offerta turistica del nostro paese, in particolare della nostra regione? L'idea che hanno del Veneto è assolutamente positiva e lo dimostrano anche le prenotazioni che stanno continuando ad arrivare. Questa è una regione che ha di tutto e di più, all'estero lo sanno bene, tra l'altro è una regione dove si mangia e si beve bene e questo non è secondario, perché oltre ad avere tanti prodotti turistici specifici, tante destinazioni, abbiamo una qualità della vita molto elevata. Noi poi stiamo puntando molto sul tema della sostenibilità, quindi sul turismo slow, green, e che fa parte un po' anche delle direttive del piano strategico che stiamo rivedendo. Il nostro compito è quello di comunicare all'estero magari tutte queste cose e anche il fatto che comunque noi siamo attrezzati per avere un territorio sicuro anche dal punto di vista, no, dell'attenzione nei confronti non solo del virus ma del batterio, la sanificazione. Ecco, questo sarà un tema che nei prossimi anni secondo me avrà molta importanza. Lei ricorderà la scorsa estate il nostro paese era stato fortemente penalizzato non solo per come veniva visto dall'estero, per tutto quello che veniva detto, ma ci fu anche uno spot che arrivava dalla Calabria che creò non pochi problemi. Sì, diciamo che quello spot è uno spot che poi è stato praticamente ritirato immediatamente. Credo che si siano resi conto da soli del fatto che noi non abbiamo necessità di farci concorrenza all'interno delle regioni, perché siamo un paese, l'Italia, che è talmente bello che c'è spazio per tutti e se siamo bravi a gestire la nostra offerta turistica, il turista una volta viene in Veneto, una volta andrà in Calabria, un'altra volta andrà in Sicilia, non è un problema. L'importante è che noi agiamo insieme e che invece facciamo squadra all'estero, invece di fare concorrenza interna e magari parlare male delle altre regioni. Se avessimo la capacità tramite l'Enit, cosa che io ho detto al Ministro e ho detto anche al Presidente dell'Enit, di agire invece all'estero come sistema paese e poi spartirci i turisti all'interno nostro, noi faremo una gran cosa e penso che nelle prossime fiere internazionali noi abbiamo già dato disponibilità anche come Regione Veneto a lavorare in sistema. Le dico solo tanto per chiudere che per esempio noi siamo stati i primi che abbiamo fatto un accordo assieme a Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia per vendere il litorale assieme, quindi noi oggi facciamo degli spot televisivi in Germania di promozione turistica insieme al Friuli Venezia Giulia e all'Emilia, quindi questo significa coordinarsi, fare sistema, lavorare insieme, spendere meno soldi e perché il turista difficilmente capisce la differenza, il confine amministrativo tra Lignano e Bibbione. Cioè Lignano e Bibbione sono, come si dice in Veneto, un tiro di schioppo uno dall'altro, no? Allora il turista non sa che da una parte si trova in Friuli Venezia Giulia e dall'altra si trova in Veneto, no? Per lui è un litorale lungo, omogeneo, di sabbia dorata. Allora perché non promuoverlo tutti assieme? Poi un anno andrà a Lignano, un anno andrà a Bibbione, un anno a Chioggia, l'anno dopo nei lidi ferraresi, chi lo sa. Però l'idea di venderci come sistema si risparmia e si fa anche una bella figura a livello internazionale. Ecco, nonostante la nostra regione sia stata molto colpita dalla pandemia, soprattutto nella parte iniziale, ci si è rimboccati da subito le maniche proprio per cercare di affrontare anche questa nuova stagione che stava arrivando. E uno dei primi passi che è stato fatto proprio in apertura all'inizio dell'estate è stato quello di vaccinare immediatamente gli operatori turistici. Questa è una richiesta che abbiamo fatto noi come Veneto, l'abbiamo chiesta tantissime volte a livello centrale, anche grazie alla mia collega alla sanità Lazzarin che seguiva il tavolo, no, proprio dell'aspetto sanitario. Alla fine è stata accettata, siamo stati tra i primi a vaccinare, quindi con un'ottima organizzazione sanitaria locale e ora di fatto stiamo già vaccinando tutti gli operatori, ma è anche logico perché l'operatore è il front office, è la prima linea, no? Quando arriva il turista, se noi non vacciniamo i dipendenti, innanzitutto per una questione di sicurezza loro, cioè mettere nelle condizioni i nostri lavoratori di essere al sicuro. Secondo, vendere a livello promozionale il fatto che quando vieni nel nostro territorio trovi anche del personale che è vaccinato, quindi ti senti più tranquillo e sicuro. Non a caso noi è anni che facciamo anche una promozione legata anche all'inclusività, per esempio nelle spiagge, dove diamo anche un servizio di tipo sanitario. Ci sono dei turisti che vengono qua da noi e sanno che trovano una sanità efficiente ed eccellente. Abbiamo addirittura, come nel caso di Jesolo, degli ospedali che sono praticamente in spiaggia. Questa non è una cosa di poco conto e quindi dobbiamo imparare a comunicare meglio queste cose qua. Non è che non lo facciamo, ma dobbiamo sempre di più migliorare la comunicazione perché abbiamo visto
che quando al turista gli arriva questo concetto ci predilige rispetto ad altre località che magari possono essere anche più belle se parliamo di mare, no? È ovvio che il mare della Grecia è molto bello, no? Però la Grecia non ha i servizi del Veneto di nessun tipo, non solo sanitario ma anche di altro genere, e abbiamo visto che le famiglie, soprattutto le famiglie tedesche, austriache, apprezzano molto questo aspetto, no? Il fatto di trovare personale formato, di trovare operatori formati, insomma coccolare un po' il cliente, seguirlo, mangiare, bere bene, avere una sicurezza alimentare, una sicurezza sanitaria, insomma sono tutte cose che secondo me da oggi in poi varranno sempre di più. Bisogna implementare questi servizi, aumentare l'innovazione sul prodotto turistico e comunicarlo, e vedrete che noi continueremo a essere, come siamo, la prima regione d'Italia in termini di flussi turistici. Forse se lo siamo non è un caso. Ecco, nel frattempo, Assessore, proprio i primi giorni di giugno, il 5 giugno, è salpata dalla stazione marittima la prima crociera. Ci sono state ovviamente delle polemiche, non tanto per le crociere in sé, quanto per il fatto che nonostante il governo avesse dato il via libera per poterle fare partire a Marghera, poi così non è stato, perché tecnicamente, logisticamente ancora non è fattibile. Però il settore sta ripartendo. Anche il settore della crocieristica è importante. Poi io capisco che a Venezia sia sempre un tasto dolente, perché poi quando si vedono le navi passare il Canal Grande qualcuno ovviamente non è d'accordo, perché capiamo che ci sono anche dei rischi. Però è anche vero che il settore crocieristico è fondamentale, perché dovete pensare che tutte queste persone che arrivano qua non vanno solo in crociera, anzi si stavano sviluppando dei pacchetti per cui chi va in crociera potesse arrivare qualche giorno prima o fermarsi qualche giorno dopo a visitare il resto del territorio veneto, e questi sono migliaia e decine di migliaia di persone che viaggiano. Tra l'altro fa del bene anche all'aspetto aeroportuale nostro, quindi al sistema SAVE degli aeroporti veneti, perché queste persone magari arrivano dal Restero con l'aereo, atterrano a Venezia e poi vanno a prendere la crociera, quindi ne beneficia tutto il settore di trasporti veneto, ne beneficia Venezia, ne beneficia il settore agroalimentare. Io sono anche assessore all'agricoltura oltre che al turismo, e le dico che col blocco del turismo noi abbiamo avuto il blocco anche del settore Horeca, dell'hotellerie, del catering, della ristorazione, e questo ha significato danni anche per i prodotti tipici locali che venivano venduti tramite la ristorazione e tramite l'hotellerie. Quindi insomma sono tutti, il turismo purtroppo per fortuna accoglie dentro una serie di settori importanti, quindi abbiamo l'artigianato, il commercio, una serie anche di altre, scusate, abbiamo questo è il bello della diretta, che tutti passano davanti alla nostra telecamera. Va bene, allora io ringrazio l'assessore Canera. Mi perdoni se devo interromperla, l'ho tenuta qui anche più del previsto. Come vedete, ecco, è arrivato anche il presidente Zaia, quindi il via libera alla conferenza. Grazie, arrivederci. Arrivederci, assessore. Siamo pronti? No, vieni. Il Presidente Spagna, il professor Villoresi, intanto scusateci per il ritardo, ma abbiamo fatto una breve riunione. Oggi è una giornata importante per noi e ringrazio ovviamente, oltre che a tutti voi per la presenza, anche coloro che hanno deciso, poi ve li presenterò e li chiamerò qui, i prof, insomma, coloro che parteciperanno a questo think tank, quindi questo pensatoio, no? A voi che piacciono poi le sintesi comunicative, parlo ai giornalisti, che prende quota e prende vita all'interno di Veneto Sviluppo, proprio per scelta della Regione. Ringrazio il Presidente Spagna che è qui. E prende vita all'interno di Veneto Sviluppo e nasce dalla coscienza del fatto che Covid, come dicevo prima ai prof quando li ho incontrati, Covid rappresenta comunque un Big Bang della storia, se ci pensate, no? Ci sono dei Big Bang, sono la fine della Seconda Guerra Mondiale,
il 68, il 2000, l'anno delle Torri Gemelle, il 1989 quando è caduto il muro di Berlino. Beh, il Covid è sicuramente un Big Bang. Un governo come quello regionale, di una regione importante come la nostra, che ha 600.000 partite IVA, 170 miliardi di PIL e tutto quello che poi ne deriva, voi la conoscete meglio di me la dimensione regionale, è giusto che si ponga, è giusto che si ponga la questione, ovviamente in maniera seria, che è quella di pensare di progettare in grande, di buttare anche il cuore oltre l'ostacolo, di approfittare di queste professionalità che sono uniche. Li ringrazio poi, me lo farò anche personalmente, pubblicamente, li ringrazio per essersi messi a disposizione, con professionalità che sono variegate, eccellenti ma variegate, quindi si va a implementare questo tavolo e se servirà crescerà ancora di più. Non per fare un parlatoio, no? Perché si sta presto a liquidare i think tank come dei parlatoi, no? Quindi parliamo di progettazione, come abbiamo detto questa mattina, nel breve periodo e nel lungo periodo, quindi progettazione della gestione di quello che è, non dico la quotidianità, ma quello che è il giorno che verrà, ma anche quello che deve essere il Veneto del futuro. Noi ci crediamo fino in fondo. Lo facciamo nella ristrettezza delle risorse, lo facciamo con le difficoltà di un ente pubblico. Se fossimo una multinazionale magari avremmo fatto scelte ancora più costose, però io ho detto a loro che la Regione è totalmente disponibile, visto il livello, lo standing di questo advisory board, definiamolo così, la Regione è disponibile a investire in maniera tale che resti nero su bianco quali sono le sintesi delle idee, ovviamente confrontandoci poi con tutti gli stakeholders del Veneto. Non è che il pensatoio fa da sé e non si confronta col territorio, ma la volontà comunque di fare questo lavoro che è anche di servizio a questo Veneto. Ovviamente non è irrilevante che ci sia un recovery plan, che ci siano 222 miliardi, che ci sia un dibattito importante a livello nazionale su chi fa cosa rispetto a queste risorse, e penso che anche su questo fronte non si tratta solo di dire ma noi vorremmo queste risorse per fare questo, noi vorremmo queste risorse per arrivare lì, che è una visione che cambia. Io, siccome siamo in molti a parlare, ringrazio coloro che hanno aderito a questa nuova avventura, a questo, come l'abbiamo definito, Comitato Tecnico Strategico di Veneto Sviluppo, l'Advisory Board, insomma un think tank. Ringrazio il professor Paolo Villoresi, che ha la funzione di presidente e coordinatore del gruppo di lavoro, al quale poi passeremo la parola. Il professor Stefano De Bei, se vi accomodate, anche perché ci tengo a ringraziarvi, che è professore ordinario di misure meccaniche, termiche e collaudi presso l'Università di Padova. Il professor Vito Di Noto, eccolo lì, grazie professore, professore ordinario di elettrochimica per l'energia e chimica dello stato solido presso l'Università di Padova. Il professor Andrea Giovannardi, professore ordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Trento, avvocato e dottore commercialista, esperto in materia tributaria e federalismo fiscale, molto noto perché fa parte poi della nostra delegazione trattante. Il professor Paolo Giubitta è professore ordinario di organizzazione aziendale e family business presso l'Università di Padova, è direttore scientifico dell'Osservatorio Professioni Digitali dell'Università di Padova e del CEF, Centro sull'imprenditoria e le aziende familiari, di Quo Business School. Poi il professor Giorgio Palù, altro voto noto dell'università, lui è già professore, il professor Palù è già stato, lo sapete tutti, già professore ordinario di microbiologia e virologia, è un virologo presso l'Università di Padova e preside della facoltà di medicina e chirurgia sempre di Padova, quando ancora esisteva la facoltà, no? Adesso è scuola di medicina. Ha ricoperto numerosi prestigiosi incarichi a livello nazionale e internazionale, attualmente riveste l'incarico di presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA. Professor Alessandro Sperduti, eccolo qui che lo salutiamo, professore ordinario presso il Dipartimento di Matematica Pura e Applicata dell'Università di Padova e vanta esperienza specifica nelle tematiche riguardanti rete neurali e metodi kernel.
Poi voglio anche ricordarvi che non sono presenti, ma li ringraziamo per aver aderito a questo appello, la professoressa Gambarotto, il professor Dario Stevanato e la professoressa Elisa Barbieri e il professor David Bolzonella. E quindi dopo avrete il curricula di tutti i partecipanti. Io non aggiungo altro, passo la parola al Presidente Spagna, prego. Grazie mille, grazie Presidente. E ovviamente è un grande onore per me oggi essere qui a presentare questo Comitato Tecnico Strategico, come l'abbiamo chiamato, composto veramente, lo dico fuori da ogni forma di piaggeria, credo dalle migliori teste che in questo momento possiamo mettere in campo. Faccio 2 brevi riflessioni, ma cercherò proprio di essere molto sintetico per lasciare poi spazio agli altri interventi e alle domande che immagino ci saranno. Leggendo alcuni studi economici, cosa che faccio abbastanza frequentemente, negli ultimi periodi relativi non solo al nostro territorio ma anche all'economia italiana, mi ha sempre colpito una frase che è un po' criptica, che dice il non più ma non ancora. Sembra quasi una frase teologica. Che cosa vuol dire? È molto criptica, ma rende secondo me l'idea della situazione nella quale ci troviamo. Noi stiamo assistendo a una decelerazione dei tassi di crescita, non solo a livello regionale ma a livello nazionale, eccetera. Ovviamente il Covid, come diceva il Presidente, ha un po' cambiato le carte in tavola, ma la tendenza era questa. Assistiamo a una decelerazione. Perché stiamo assistendo a una decelerazione? Perché i vecchi modelli che noi abbiamo utilizzato per guidare la crescita e lo sviluppo stanno dimostrando delle grosse difficoltà di essere implementati. Cioè, parlando in termini operativi, se noi volessimo mantenere i tassi di crescita visti fino adesso, dovremmo aumentare la produttività in modo esponenziale, cosa che francamente è molto difficile. Questo che cosa ci dice? Ci dice che i vecchi modelli non funzioneranno più, quindi il non più, ma al tempo stesso siamo anche in una condizione di non ancora. Perché? Perché non sappiamo fino in fondo quali modelli dovremo applicare per poter essere, efficienti ed efficaci nel futuro. Serve una logica che gli americani chiamano disruptive, cioè dirompente. Servono nuovi modelli, nuovi paradigmi, nuovi settori sui quali investire. Ecco, questo è il punto nel quale noi ci troviamo in questo momento, un po' quello che diceva anche il Presidente prima. Siamo nel mezzo del guado. Ecco perché serve oggi introdurre un comitato strategico di persone che sono in grado di guidarci. Cioè, quello che noi chiediamo a questi professori, che io ringrazio veramente con tutto il cuore, è quello di essere la nostra guida in questo momento, di indicarci un percorso per trovare quei modelli di sviluppo che al momento ancora fino in fondo non capiamo, magari intravediamo. Quali sono? Vi dico, lo avete capito dalle professionalità che il Presidente ha indicato nei professori presenti. Sicuramente parliamo di biotecnologie, parliamo di energie sostenibili innovative, parliamo soprattutto di intelligenza artificiale e parliamo di tecnologie quantistiche e spaziali. Qui stiamo parlando e sono presenti professori che hanno contribuito alle missioni su Marte, in piccola parte, ma hanno contribuito anche a questo. Stiamo parlando delle tecnologie quantistiche, di comunicazione quantistica, rappresentate appunto dal professor Villoresi, che poi parlerà, che è sicuramente una delle tecnologie su cui si sta investendo di più. Vi faccio solo dei numeri. La Germania sta investendo 9 miliardi, ne parlavo proprio prima con il professor Di Noto, solo per l'idrogeno, 9 miliardi. Quando parliamo di comunicazioni quantistiche, di tecnologie quantistiche, l'Europa ha investito e ha fatto un piano da 1,5 miliardi, la Germania ha fatto mi pare altri 2 miliardi se non ricordo male, poi il professore sarà molto più preciso. Insomma, stiamo parlando dei settori su cui si giocherà il futuro nei prossimi anni. Quindi quello che noi chiediamo è avere una visione a 10-15 anni, cioè servono delle lenti per questo binocolo che ci consentano di vedere come potrà essere il mondo tra 10-15 anni. Questo è quello che chiediamo, un lavoro difficilissimo, che credo che gli stia passando la voglia in questo momento, però è quello che chiediamo. Ed è il motivo per cui qui vedete oggi solo professori universitari e solo scienziati.
Perché? Perché il loro orizzonte temporale, il loro obiettivo con il quale guardano al futuro si basa proprio su quella distanza. Concludo poi con una suggestione, che è quella della clessidra, lo dico spesso anche ai miei ragazzi in Veneto Sviluppo. Cioè, in questo momento noi dobbiamo creare lo sviluppo, che è poi la missione nostra, della nostra società. Noi ci chiamiamo appunto Veneto Sviluppo. Il nostro obiettivo è questo, ma per creare sviluppo servono le idee, perché come diceva Seneca non c'è mai vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare, quindi è importante che anche le risorse che potranno, speriamo, arrivare dal recovery plan e da tutti gli altri strumenti a disposizione possano essere utilizzati in una giusta direzione, e questo è sicuramente un punto importante. Però non bastano solo queste, servono anche poi soggetti che siano in grado di definire le regole del gioco, in particolar modo quelle fiscali. Giustamente si parlava della presenza di 2 importantissimi professori di diritto tributario. Perché? Perché la partita si gioca anche sull'aspetto fiscale. Cioè, se guardiamo al mondo, la competizione si basa anche su quello. E poi gli aspetti invece dei modelli economici e dei modelli di politica industriale che riguardano non solo i settori che ho indicato, ma anche i settori gli altri settori più tradizionali, che comunque dovranno andare incontro a un cambio di paradigma. Chiudo dicendo che questo percorso poi non sarebbe completo se non ci fosse poi un grosso patto, un importante patto con il sistema delle grandi imprese e medie imprese, perché alla fine sono le grandi imprese che possono essere la culla all'interno della quale i progetti e le idee innovative che i professori potranno in qualche misura mettere in campo con un orizzonte di breve, medio e lungo termine, perché ci vuole una visione molto completa in termini di portafoglio, potranno essere determinate. E Veneto Sviluppo, dal nostro punto di vista, come braccio operativo, come ricordava prima il Presidente, come braccio operativo della Regione Veneto, appunto mira a svolgere un ruolo un po' di snodo, proprio come nella clessidra, la parte alta, la parte bassa e lo snodo, che in qualche misura articola e in qualche misura diventa una sorta di business integrator di questi progetti, cercando di focalizzare le risorse, poche o tante, che arriveranno da tutti i nostri strumenti pubblici, le risorse di Veneto Sviluppo e tutto quello che poi con le imprese riusciremo a mettere in campo. Io vi ringrazio e lascio la parola a questo punto al professor Villoresi, che è il Presidente di questo Comitato Tecnico Strategico. Grazie. Buongiorno a tutti, sono lieto di dare saluto da parte del Comitato Tecnico Strategico, che è lieto di affiancarsi a Veneto Sviluppo, che è appunto lo strumento muscolare per spingere in questo momento delicato che sicuramente pone dei problemi, ma noi speriamo sia anche pieno di opportunità. E appunto il comitato è formato sostanzialmente da competenze complementari diverse, economisti che hanno una chiave di lettura dei fenomeni regionali, e giuristi e tributaristi che ci permettono di inquadrare gli strumenti nel loro modo più fluido ed efficace d'azione, e una parte di scienza e tecnologia. L'obiettivo è appunto quello di individuare degli obiettivi di lungo termine che noi sappiamo poi ci serviranno anche nel medio e nel breve per guidare l'azione. E naturalmente ci sono degli esempi nel passato. Il più straordinario di tutti probabilmente è quello del 24 agosto 1609, 422 anni fa, quando al doge Leonardo de Donat fu presentato il cannocchiale da Galileo Galilei, professore dell'Università di Padova. Quello è stato un esempio di strumento scientifico che aiutò Galileo nelle grandi scoperte, le lune di Giove, le fasi di Venere, la faccia della Luna e la struttura di Saturno, le macchie del Sole, ma permise anche di vedere le navi come se fossero a 1 miglio, nonostante fossero a 9 miglia, dando un evidente vantaggio competitivo sulla concorrenza. Ecco, adesso abbiamo i laboratori, adesso abbiamo gli strumenti del calcolo, le interfacce con l'uomo, con l'ambiente e le tecniche per operare, e sicuramente questo deve essere inquadrato nelle nuove sfide come appunto le new economy, che per esempio nello spazio sta cambiando rapidissimamente i paradigmi di passaggio a sistemi dedicati a una cosa per invece essere sostituiti da interoperabilità, breve
time to market e disponibilità di nuove soluzioni. Okay? E appunto il nostro gruppo è composto anche da grandi esperti nelle energie, biotecnologie e appunto le tecnologie spaziali. Il mio settore è quello delle tecnologie quantistiche, che 20 anni fa era effettivamente all'inizio di una sintesi tra gli strumenti di meccanica quantistica e la teoria dell'informazione, un buon territorio per analisi e le ricerche di base, e che ora è spinto dalla Commissione europea come una delle tecnologie più promettenti per passare a risolvere alcuni problemi della società. Quindi con questo spirito noi ci mettiamo al lavoro e speriamo di essere utili al Veneto Sviluppo e al Veneto. Benissimo, grazie. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Negli ultimi 20 anni noi abbiamo avuto 3 fratture, l'11 settembre, poi la crisi dei subprime e adesso il Covid. 3 diversi fattori scatenanti, 3 conseguenze profondamente differenti, però una sorta di continuità nella rottura anche temporale. Allora, evidentemente noi dobbiamo essere pronti anche a queste eventualità, a queste evenienze. Ed è uno dei motivi per cui abbiamo fortemente voluto questo comitato, questo gruppo di pensiero. Anche perché questi 3 eventi catastrofici hanno avuto conseguenze evidentemente diverse da territorio a territorio. Il Veneto, così come tutta l'Italia, ha una sua peculiarità, ha delle capacità produttive che sono diverse da altre regioni, diverse dalla Lombardia, diverse dal Piemonte. Noi qui abbiamo un tessuto produttivo che per oltre il 95% è fatto da imprese che hanno meno di 10 dipendenti. Quindi la nostra struttura produttiva è completamente diversa dalla struttura produttiva del Piemonte, dove le grandi tradizioni economiche la fanno da padrone, o dalla Lombardia stessa, quindi senza andare a vedere altre realtà che possono essere profondamente diverse anche per storia. Pur avendo contiguità con altre regioni, noi abbiamo delle caratteristiche che sono nostre e quindi il Veneto va assolutamente interpretato, va capito, perché senza capire la nostra economia è difficile immaginare il Veneto economico, produttivo, industriale, artigianale di qui ai prossimi 20, 30, 40 anni. Ed è il motivo per cui noi abbiamo voluto un board di altissimo profilo tecnico-scientifico. Non ci sono figure politiche, associative o di altra natura, proprio perché questo luogo di pensiero deve essere intonso, non deve avere delle collateralità con altre realtà che possono inficiare la produzione di pensiero. Ed è il motivo per cui qui oggi noi presentiamo questo comitato, ed è il motivo per cui sono stati scelti queste grandi figure del nostro territorio. L'auspicio è che qui si trovino, che si riesca non solo a capire dove siamo, ma soprattutto a dare delle direttrici per capire dove vogliamo andare. Il Veneto ha dimostrato in questi anni di avere una capacità produttiva davvero straordinaria. Abbiamo delle eccellenze meravigliose e se andiamo a vedere anche i dati che oggi abbiamo, nonostante qualcuno immaginasse che la decrescita di PIL nel 2020 sarebbe stata superiore a quella nazionale, abbiamo chiuso assolutamente in linea. E lo dico questo perché 2 fattori ci venivano contro. Il Veneto, voi lo sapete, ha nell'export e nel turismo 2 fra i pilastri importanti di sostegno della nostra economia. Ovviamente questi 2 pilastri sono stati particolarmente colpiti dal Covid e quindi si immaginava che avrebbero influito particolarmente in maniera negativa sulla nostra economia. Il fatto che noi siamo riusciti a chiudere assolutamente in linea con la media nazionale vi dà la misura della forza di reazione di questa economia. E i dati dei primi mesi ci dicono che noi chiuderemo l'anno con una crescita di PIL superiore a quella media nazionale. Allora, per questo motivo noi dobbiamo essere vicini alle nostre imprese, alla nostra capacità di fare impresa. Ed è una linea di continuità con quello che stiamo facendo anche per esempio con le reti innovative regionali, dove abbiamo messo a sistema l'impresa con l'università.
e siamo riusciti a sprigionare davvero importanti investimenti nel campo della ricerca e dell'innovazione, che sono le due paroline magiche per essere competitivi nel mondo. Ecco, questo è il motivo per cui abbiamo fortemente voluto questo board. Io sono profondamente convinto che sarà utile alla causa dei veneti e la politica dovrà usare gli strumenti che ci verranno dati per poter poi programmare concretamente azioni, interventi e risorse che siano di aiuto ai nostri imprenditori che, pur essendo con dimensioni piccolissime, riescono ad essere molto aggressivi nell'economia non solo regionale e nazionale ma mondiale. Grazie. Se avete domande relative a questo tema, prego. Prego. I prof sono tutti a disposizione, quindi se posso chiedervi anche se vi presentate per Maria. Sì, buongiorno, Filippo Tosacco dei quotidiani Gelli. Una domanda al professor Villoresi, che giustamente ha citato Seneca: non c'è il vento favorevole per il nocchiere che non conosce la rotta. No? L'ha citato lui Seneca. Sì. Tra le criticità del sistema veneto che lei intravede dal suo punto di vista, cioè i punti nevralgici dove siamo in sofferenza e occorre intervenire subito, e invece per contrasto i punti che si prestano invece ad una crescita, che presentano un margine di sviluppo. Grazie. Allora, è chiaro che il Covid ha minato alle radici quello che è il sistema in alcuni settori. Dare una risposta, come dire, sintetica non è facile. Quello che posso dire è questo: ci sono ambiti che paradossalmente hanno anche beneficiato dalla situazione che abbiamo vissuto, altri invece che sono stati totalmente azzerati. Penso per esempio al settore turistico, che adesso mi auguro riprenderà. Però anche il settore turistico, che è un settore che gode di rendite di posizioni favolose, perché siamo in Veneto, quindi le bellezze sono enormi, anche quel settore lì non esce dal ragionamento che facevo all'inizio, cioè del fatto che, a prescindere dal tema Covid, a prescindere da tutto questo, siamo in una condizione in cui dobbiamo comunque cambiare. Anche il settore turistico è un settore che richiede nuovi paradigmi. Noi stiamo seguendo come Veneto Sviluppo alcune aziende che stanno innovando moltissimo anche su questo aspetto. Quindi in realtà i settori che escono più malconci da questa crisi, poi ne parlava adesso anche l'assessore Marcato, cioè stiamo parlando di una regione in cui la stragrande maggioranza delle imprese è composta da pochissimi dipendenti. Questo è stato un elemento di grandissima difficoltà, perché contrastare una crisi in una condizione di scarsa organizzazione ovviamente ha pagato il prezzo maggiore. Però su questo dobbiamo lavorare, per esempio, sulle dimensioni di impresa, a prescindere dai settori. È un'altra delle attività sulle quali noi come Veneto Sviluppo ci stiamo impegnando in maniera molto convinta, e credo che in questo comitato che stiamo presentando oggi ci sono le professionalità anche per darci una mano su questo, per creare aggregazioni e creare ovviamente dimensioni di impresa più adeguate a quella che è la competizione su scala nazionale. Quindi, ripeto, una risposta settore per settore io francamente non mi sento di poterla dare in questo momento, perché poi dovremmo parlare di scostamenti, di percentuali, eccetera. Farei e mi concentrerei appunto su un discorso più generale, che è quello che appunto le ho rappresentato. Grazie. Salve, Martina Zambon, Corriere del Veneto. Volevo capire un po' concretamente come vi organizzate, che tempi vi siete dati a step, immagino, e visto che sono tematiche a dir poco multidisciplinari, se ci saranno dei sottogruppi o se continuerete a lavorare incrociando le diverse discipline. Come funzionerà? Grazie. Grazie. Beh, le discipline andranno incrociate, perché andrà capito dove puntare, ma anche quando puntare e come puntare, okay? E le tre anime servono esattamente per mirare a questi tre sotto obiettivi, e
I tempi sono stretti, diciamo, ci sono delle opportunità che vanno colte rapidamente e quindi noi già da pratica le prossime settimane andremo a iniziare la nostra operatività e cercando di inquadrare diciamo, la situazione attuale, gli strumenti che adesso sono in uso e su questa base guardare avanti. Grazie. Un tema su cui ritenete che la priorità sia più alta per tutti i tempi stretti, ma non legati magari al PNRR? Il PNRR in effetti contempla un insieme assai vasto, diciamo, di tematiche, di approcci, okay? Quindi andremo ad analizzare in generale la questione, non abbiamo in questo momento un aspetto da favorire. È uno degli aspetti. Grazie. Buongiorno, sono Alda Manzana, Gazzettino. Al Presidente della Regione o all'assessore Mercato, una volta che il Comitato Tecnico Strategico avrà dato, non dico delle soluzioni o delle ricette, ma indicato una possibile via di nuovo sviluppo per questa Regione e si interfaccerà con Veneto Sviluppo, quale sarà il ruolo della Regione invece? Guarda, diciamo che fondamentalmente a questo Advisory Board è dedicato il lavoro quello più raffinato, no? Più di qualità, che è quello della progettazione, che non prescinde poi dal fatto che ci sia un confronto territoriale che verrà garantito ovviamente da Veneto Sviluppo. Dopodiché noi siamo presenti per tutto quello che riguarda le linee di investimento, che non competono solo al bilancio regionale, ma riguardano anche i fondi comunitari e tutto quello che sono poi le risorse a livello nazionale. Vorrei ricordare che questa Regione non conosce l'inevaso dei fondi comunitari, ma conosce l'overbooking, cioè se finisca a livello nazionale, voi che scrivete le agenzie, si finisca a livello nazionale e dire sempre che questo Paese non è in grado di utilizzare i fondi comunitari. Sarà anche vero, tranne il Veneto. Perché se passa sto adagio finisce che anche l'ultimo cittadino che mi incrocia al bar me lo ricorda. Noi siamo stanchi di questa leggenda metropolitana. Quindi siccome siamo già grandi utilizzatori dei fondi comunitari vorremmo esserlo ancora di più, per capirci. E siccome in questo Paese si dice ci vogliono i progetti perché le risorse ci sono, adesso andremo al vedo. E vedrete che sul Recovery Plan alla fine chi avrà i progetti sarà finanziato e gli altri no. Perché all'inizio partiremo tutti ai nastri di partenza con una livella, no? Poi come accade, come è accaduto col Covid, con tutto, poi ci sarà chi corre di più e chi corre di meno. Ma questo non è colpa di noi, non è colpa nostra se qualcuno si perde per strada. Andreoli della RAI. Dal punto di vista metodologico, come pensate, visto che i tempi sono stretti, per incrociare poi i fondi che sono a disposizione, che metodologia seguite per poter tracciare una roadmap per il futuro del Veneto, sapendo che il Veneto è una delle regioni d'Italia, in Italia è uno dei paesi dell'Europa ed è uno dei paesi del mondo, quindi non è che potete pensare di essere fuori dal mondo anche con un pensatorio di alto livello. No, assolutamente, anzi devo dire che faccio un passo indietro, una delle caratteristiche che ci hanno guidato nella selezione appunto dei componenti di questo comitato è stata la conoscenza del nostro territorio, le competenze specifiche e soprattutto le relazioni e le competenze di carattere internazionale. Io ho cercato prima di dirlo in maniera molto veloce, ma lei in qualche misura l'ha ripreso adesso correttamente, cioè la crescita si farà non ragionando semplicemente qui ora, ma ragionando in una logica relazionale, quasi quantistica, visto che c'è il professore che si occupa di questo, cioè in un contesto relazionale. Dopodiché la struttura del comitato è ben definita, cioè abbiamo lavorato molto, qui parlo come Veneto Sviluppo, con i nostri consulenti nella redazione dei regolamenti e di quelle che sono le regole di funzionamento. Lo citava adesso il professor Villoresi, cioè ci sarà la possibilità di questo comitato di lavorare in maniera congiunta ma anche disgiunta, perché naturalmente ci sono ambiti che si prestano maggiormente a una interlocuzione diretta, con dei momenti invece collegiali nei quali questi ragionamenti devono essere poi portati a sintesi, e questo è sicuramente uno degli strumenti. Avremo a disposizione, tra l'altro, Veneto Sviluppo non solo
tra parentesi, è un comitato totalmente indipendente, ecco, perché questo mi è sfuggito prima, non l'ho detto, è totalmente indipendente, quindi non è che il presidente di Veneto Sviluppo sarà il presidente autonomo diciamo, del comitato, tant'è che c'è un presidente definito, perché è autonomo. La nostra partecipazione come Veneto Sviluppo si concretizza in due aspetti. Il primo, quello mio come presidente, delegato del CDA, di dare l'indicazione dei settori verso i quali guardare, un po' la domanda che è stata fatta anche prima dalla sua collega. Noi lì abbiamo già delle idee molto chiare, le ho dette inizialmente: biotecnologie, spazio, tecnologie quantistiche, energie sostenibili e intelligenza artificiale. Questi sono gli ambiti sui quali noi focalizzeremo inizialmente la nostra attenzione. Dopodiché, a parte la mia presenza che sarà più strategica, Veneto Sviluppo ha messo a disposizione un segretario, che è il dottor Menin, che è appunto uno dei nostri componenti, che darà la struttura e il supporto tecnico operativo, perché poi questo comitato ha bisogno di qualcuno che materialmente lavori e faccia il lavoro anche di stesura dei verbali, di organizzazione, degli ordini del giorno, eccetera, eccetera. Quindi non è assolutamente lasciato solo, e oltretutto, proprio per dare maggiore enfasi e maggiore possibilità a loro di lavorare meglio, abbiamo fatto un accordo, grazie all'assessore Marcato, con l'Università di Padova, e in particolar modo col Dipartimento di Statistica, per fornire loro tutte le analisi che saranno necessarie. Cioè, se il professore mi dice mi serve un'analisi sul settore delle imprese dello spazio, verrà fatto e verrà messo a loro disposizione. Quindi stiamo parlando di una struttura, come diceva il Presidente prima, non è una cattedrale nel deserto, l'abbiamo strutturata bene, o almeno abbiamo cercato di fare del nostro meglio, per mettere nelle condizioni di essere operativi e di portare risultati concreti, perché questo è veramente quello che noi chiediamo loro: concretezza e risultati che poi, come dire, siano tangibili e portino sviluppo. No. Allora, premesso che questo poi dipenderà appunto sono previste delle riunioni, delle organizzazioni su base bimensile, a livello generale collegiale. Dopodiché è data facoltà al Presidente di organizzare in base a quelle che sono le richieste, le necessità e le migliori modalità di rendere operativo il comitato. Allora, noi il comitato redarà un verbale su base bimestrale che verrà dato a Veneto Sviluppo, perché poi ovviamente questo verrà consegnato e verrà valutato anche dal Consiglio di amministrazione di Veneto Sviluppo, e in quel caso, se a voi fa piacere, noi lo renderemo disponibile, ben piacere. Dopodiché le tempistiche e le durate, come diceva il Presidente Villoresi prima, dovranno essere da un certo punto di vista molto rapide, perché i tempi del PNRR sono stretti. Su altri temi naturalmente ci saranno dei tempi più dilatati, però in questo momento è molto difficile poi dare anche già delle scadenze a brevissimo, ecco, questo non sono in grado di darlo. Sono altre domande? Prego. Certo. Buongiorno, Giacomo Muzzoli, giornale di Vicenza. Volevo chiedere se si tratta di un comitato che è stato mutuato da qualche altra realtà oppure è un'invenzione tutta veneta? No, è veneta, sì, nel senso che no. Però, diciamo che non c'è niente da inventare, perché comunque i pensatori o think tank esistono. Poi vorrei dire una cosa che forse così evita che qualcuno vada a ravanare e trovi magari l'ultimo operatore economico che dice vorrei ricordare che questi signori, che sono degli illustri scienziati, sono anche riferimenti di singole aziende, nel senso che perché passa sempre l'adagio, no? Che noi facciamo i pensatori, invece le aziende poi si arrangiano da sole. Le aziende comunque hanno come riferimento gli scienziati, l'accademia. Se voi andate nelle aziende, quelle delle quali molto spesso scrivete, dice quell'azienda rende il Veneto famoso, è un'azienda molto, molto innovativa, poi andate un po' a scavare in quell'azienda, fate qualche telefonata e vi diranno: ah sì, ma io ho una collaborazione con il professore X o Y dell'Università di Padova, di Venezia, della Bocconi, di su e di giù. Cioè che non si faccia finta di non sapere che comunque l'accademia permea un po' tutte le nostre aziende, soprattutto sul fronte della ricerca. Quindi noi abbiamo cercato di fare quello che una singola impresa non può fare, cioè li abbiamo messi tutti assieme.
Questa è l'azione innovativa. Sì, questo sì. No, se rispetto al pubblico sì, assolutamente. Lo diceva anche l'assessore Marcato. Avete altre domande? Credo di interpretare Giacomo, il CTS sta per mutuato Comitato Tecnico Scientifico, e l'abbiamo sentito durante il Covid a una conferenza stampa aspetto della valutazione del CTS. Questo CTS darà delle indicazioni, come il Comitato Tecnico Strategico, darà delle indicazioni alla politica, sarà anche in questo caso la scienza che illumina la politica. Per il tramite della nostra società? Sì, assolutamente. È il CTS dell'economia. Sì, anche se... Sì, la presenza del professor Palumbo. No, scusa, avete finito rispetto all'advisory board? No. No, perché ci sono domande ancora. Allora, aspettiamo. No. No, volevamo chiudere questo argomento prima. Allora, quindi è chiuso. Mi riservo. Siete sulle domande extra? No, sulle domande vorrei fare un'altra domanda sul tema. Perfetto. No, te l'ho chiesto io. Sì. Prego. Si può dire, visto che il verbale sarà trimestrale, il primo verbale, che per settembre avremo un primo Veneto del futuro, che potrà essere un Veneto con meno manifatturiero, con più manifatturiero, con un altro tipo di indicazione per crescere? Possiamo dire a fine settembre ci sarà una bozza del Veneto che vorremmo? Allora, diciamo che cercheremo nel più breve tempo possibile. Adesso è difficile dare degli orizzonti entro i quali riuscire ad avere una visione chiara. Sicuramente ci saranno dei verbali bimestrali. Questi verbali, qualora poi fossero interessanti, possiamo metterli a disposizione. Io credo che i professori abbiano ben chiara l'urgenza di alcune tematiche e ovviamente si concentreranno soprattutto inizialmente su queste tematiche qui. E naturalmente parliamo di PNRR, e quindi lì mi auguro che queste idee, che non saranno le uniche, perché non credo che noi saremo gli unici o loro saranno gli unici a proporre progettualità in quest'ambito qui, ma sicuramente saranno quelli che hanno la priorità. Poi se riusciremo a farlo entro settembre, entro marzo, entro agosto, eccetera, questo poi dateci il tempo di iniziare a lavorare, però vi assicuriamo che cercheremo di lavorare nel modo più alacremente possibile. No, non vorrei che ci fosse un equivoco, però questo non è il CTS dell'economia, perché il CTS ha il compito contestualmente di monitorare la situazione e dare immediatamente indicazioni alla politica che deve prendere delle decisioni seduta stante. Questo è il CTS. Questo è un luogo dove si studia l'economia del Veneto e si danno interpretazioni e indicazioni a breve, medio e lungo termine. È del tutto evidente che la politica dovrà, visto che noi l'abbiamo anche fortemente voluto, dovrà tener conto delle indicazioni e degli studi di questo board, ma non è che ogni settimana ci arriva una sorta di report e io e il Presidente in base a quel report prendiamo decisioni. È una cosa completamente diversa. Qui si tratta di strategie. L'economia ragiona sia in termini di contingenza, ma soprattutto in termini di prospettiva, perché è del tutto evidente, come fanno gli imprenditori, tu gli investimenti li devi fare anche a medio e lungo termine. Decidere se per il Veneto l'idrogeno sarà una delle direttrici su cui investire o meno, questo è una cosa che ovviamente decidi oggi con una prospettiva a 10, 20, 30 anni. Decidere se le due aree di Porto Marghera e del Polesine su cui noi stiamo lavorando per avere la ZLS e quindi con tutta la politica fiscale avranno una prospettiva e che tipo di prospettiva e quali aziende vogliamo insediare in queste aree, questo ha una valenza sia immediata che a medio e lungo termine. Quindi togliamoci dalla testa che ci sia, come dire, questo board che ogni 3 giorni diciamo all'assessore, al Presidente di Vara che è il caso di fare questo. Non è così. Non è così, quindi anche i temi della scadenza, sì, va bene, fra un mese hanno delle indicazioni, perfetto, le hanno fra 2 mesi, va bene, fra 3 mesi, non è quello che ci interessa. Noi abbiamo bisogno di capire dove siamo e dove potremmo andare.
perché poi la politica possa intervenire. Altre? Sì, no, quindi abbiamo esaurito questo argomento. Prego. Sì, possiamo Professor Palù, prego. Se il professor Palù è disponibile. Possiamo chiedere anche. Ecco, tenere fermi altri colleghi. Magari brevemente, ma in questi giorni lei è particolarmente evocato nel suo ruolo di presidente di AIFA. Insomma, uno degli argomenti del giorno naturalmente è l'impiego del vaccino AstraZeneca, soprattutto in fase di richiamo. C'è stato un pronunciamento di AIFA. C'è una qualche preoccupazione che questo possa, come dire, ritardare il corso della campagna da una parte e dall'altra una parte dell'opinione pubblica non si sente del tutto rassicurata dall'impiego di questo vaccino. Lei ha pronunciato parole chiare in proposito, ce le vuole ribadire e ci vuole dare un po' la sua sensazione dell'andamento della campagna vaccinale. Grazie. Se mi permette, io vorrei ringraziare i colleghi e il Presidente per questa iniziativa. Avete capito l'importanza che ha nella catena del valore, che poi significa sviluppo e innovazione. Prima l'idea, poi l'humus in cui l'idea si genera, che è l'università, sono gli incubatori, sono gli spin-off, ma poi ci vuole anche il finanziamento, la defiscalizzazione, quindi l'integrazione del sistema. E quindi ecco, mi aggancio a quello che diceva il Presidente, la pandemia, anche qui ne vorrei citare anch'io qualcuno, Churchill, magari dalle ceneri, da diciamo una disgrazia nazionale, una calamità nazionale, se non mettiamo a frutto per risorgere sulla cenere abbiamo perso un'opportunità. Allora, venendo alla domanda, e quindi io cercherò di dare il meglio che ho possibilmente in questo comitato. La domanda, ecco, io darei i numeri prima. Allora, noi abbiamo 930.000 soggetti che hanno fatto la prima dose di AstraZeneca sotto i 60 anni, 2.300.000 nella fascia di età tra 12 e 15 anni compiuti, e quindi che faranno in più vaccini a mRNA, quindi che faranno in più l'AstraZeneca negli under 60, 930.000 somministrazioni. Abbiamo nella fascia 12-15 compiuti già impiegati e non erano previsti, diciamo, nella programmazione vaccinale, oltre 2 milioni e mezzo circa di dosi. Quindi certo che comporterà, cosa comporterà? Un ritardo probabilmente di quanto? Al ritmo di 650-700.000 vaccinazioni possiamo prevedere che il generale Figliuolo, invece di chiudere, diciamo, il programma vaccinale come aveva promesso, diciamo, con oltre il 60% della popolazione vaccinata, ricordo sono 42 milioni di dosi attualmente, 28 milioni la prima dose e 14 la seconda, la ritarderà a settembre. Quindi questo per quanto riguarda la cosiddetta logistica. Per quanto riguarda, ecco, lei ha citato l'opinione pubblica certamente è sconcertata perché tutti parlano, soprattutto voi. La comunicazione, ecco, un'altra lezione che dovremmo trarre dalla pandemia, oltre a come risorgere puntando su innovazione e sviluppo e su ricerca che nasce nel contesto accademico, non abbiamo ahimè Fraunhofer o Max Planck in Italia, ecco, dovremmo pensare che la comunicazione, ecco, in Germania parla un virologo, si chiama Christian Drosten, nel Regno Unito parlano due, sono Wallace e Whitty, che sono il Chief Executive o il Chief Officer e il Chief Medical Officer e il Chief Scientific Advisor. Negli Stati Uniti vedete che fa comunicazione, lo conoscete tutti, c'è un'unica persona
Qua da noi parlano tutti e voi recepite e qualche volta c'è chi parla per fare il titolo del giornale. Quindi perché siamo venuti a questa decisione? Il consiglio di amministrazione dell'AIFA si è chiuso ieri sera alle 9, poi c'è stata la comunicazione, ma già si era espressa l'AIFA in base ai dati che la scienza fornisce. La scienza ovviamente deve continuamente mettere in discussione le proprie ipotesi e le certezze che non sono scolpite sulla pietra, perché il dato si acquisisce e si accresce di giorno in giorno. Come? Noi ci siamo basati sugli studi di validazione che sono fatti in fase 3 su decine di migliaia di persone, da 10 a 20.000 persone. E questo ci pensano gli enti regolatori, ma qui stiamo vaccinando milioni di persone e quindi stiamo imparando sul campo quella che è la vera dinamica, non solo dell'infezione, ma anche della protezione da parte dei vaccini. E quello che è emerso chiaramente, chi si è occupato di virologia non da ieri, ma da più anni, e di immunologia, sa che l'esperienza con gli adenovirus, già nel macaco davano forme trombotiche trombocitopeniche. 2, quando associavamo un adenovirus, parlo di 20 anni fa, esperimenti, con una proteina, quindi alternavamo il tipo di vaccini, la risposta immunitaria era più forte. E adesso ovviamente come l'abbiamo appreso? Perché gli inglesi hanno fatto una dose sola per coprire il più possibile la popolazione in un momento di ondata pandemica che gli sembrava sommergere. Poi hanno dovuto usare la seconda somministrazione perché non ne avevano più di AstraZeneca, se l'erano consumato, hanno usato un crossing eterologo, quindi 2 vaccini diversi. Ma poi ricordiamo che ci sono stati, come il Canada, tutti i paesi nordici che hanno abbandonato sulla base di un evento avverso che non era stato descritto negli studi validativi, che sono trombosi del seno venoso cerebrale o trombosi delle vene mesenteriche o della vena cava, quindi del distretto splacnico, che con mortalità elevata, 30-40%, che adesso è diminuita perché abbiamo imparato come curarla. Allora questo ha fatto sì che soprattutto in un periodo di bassa circolazione del virus, ovviamente quello che fanno gli enti regolatori, ma quello che dovrebbe fare anche la medicina, è un'attenta valutazione soprattutto nella farmacologia, quindi somministrazione di vaccini e di farmaci, rischio-beneficio. Quindi quando il virus circola poco io non posso permettermi di perdere neanche un solo soggetto che abbia un'età di 30-40 anni, dove i rischi sono maggiori. Ecco, il rischio di morire, da Covid sopra i 60 anni è 2,8%, dai 50 ai 60 cala già allo 0,8%, ma se vado ai 30 anni è un rischio residuale. Il rischio di avere, e i dati ci dicevano, soprattutto quelli tedeschi, che con AstraZeneca 1 su 35.000 erano i casi di trombosi, con Johnson & Johnson siamo 1 a 150.000 dati americani. Quindi ecco cos'è stato, quindi questo è stato prima, l'AIFA si è espresso, il CTS, e devo dire ho fatto anche un po' di fatica, ma nel CTS della previdenza sociale, della protezione civile, scusate, della Presidenza del Consiglio, questa cosa è stata accettata e ieri l'abbiamo certificata perché il Ministro Speranza preferiva che fosse l'ente regolatorio che ha titolo per raccomandare un off-label, perché FDA e EMA danno una autorizzazione on label con quel tipo di vaccino, quelle dosi, quelle somministrazioni, quel tempo. Questo off label nel senso che non segue l'indicazione precisa che c'è nel foglietto illustrativo, quindi il Ministro, invece di fare un'ordinanza che poteva per la legge istitutiva del sistema sanitario, ha preferito che fosse l'AIFA a decidere. E credo di averle risposto sia nei termini. Quindi poi che la popolazione sia sconcertata, direi questo è perché molte volte anche voi andate a sentire l'opinione di tutti. Quindi la scienza non è democratica, ecco, nel senso che quando si tratta di
attingere a una sorgente bisogna andare da chi è responsabile di quell'attività, di quei lavori scientifici, e non andare da qualsiasi. Ecco, io non mi permetterei di entrare in un dibattito sulla fisica quantistica, ma credo neanche nessun normale cittadino. Ma della medicina, ahimè, parlano tutti, perché noi siamo ad un lato interpreti, dall'altro soggetti passivi, perché ci ammaliamo tutti e vogliamo dire la nostra. Quindi l'eterologa è sicura, nonostante il rapporto dell'Università di Oxford. Sono usciti almeno 6 lavori: Hannover, Charité Berlino, Ulm, Erlangen, oltre al lavoro di spagnoli, e anche il lavoro sull'Lancet di 2 giorni fa, che dimostra che quella reattogenicità che si credeva superiore con l'eterologa in realtà non c'è. Professore, lei dice che in Italia parlano con tanti e quindi poi questo crea anche sconcerto nella pubblica opinione, mentre negli altri paesi c'è un referente. Fauci, Witti, Wallace, eccetera. Poi però in Italia abbiamo anche le regioni che si comportano diversamente, quindi voi AIFA avete dato un'indicazione che è stata recepita dai massimi livelli nazionali. Poi abbiamo la Campania che dice no, io non mi fido, quindi seconda dose AstraZeneca no. La Puglia che dice beh insomma se uno vuole farselo se lo fa, le altre regioni che alcune si attengono, Veneto ad esempio non ha mai fatto, come diceva. Senta, non è compiacenza, ma lasciatemi dire che ante litteram il presidente e l'assessore nel Veneto hanno capito che c'erano i dati sugli adenovirus, sui vettori adenovirali, e l'hanno sconsigliato. Quindi io dico però che di fronte a una minaccia pandemica, a una calamità naturale, qui ci sono i giuristi, l'articolo 120, qualcuno vi contesti, della Costituzione parla che in queste circostanze il federalismo, il regionalismo, siccome è una calamità che impegna tutta la nazione, il centro deve dare la regia. Ecco perché dico che in un caso come questo io avevo suggerito al Ministro che prendesse lui l'iniziativa, perché sanciva una volta per tutte che era lo Stato centrale che dava un'indicazione. Ci troveremo domani invece a dibattere, come diceva lei, il quesito del Presidente della Regione Campania, che non vuole fare l'eterologa e poi sta anche decidendo, sì, che fa solo Pfizer e Moderna, ma che in questo momento sospende le vaccinazioni in quella fascia di età. Vi troverete come AIFA? No, come CTS della Protezione Civile. Questo significa che potrebbero esserci dei provvedimenti, non so, potreste obbligare il CTS, diversamente, mentre l'AIFA è l'ente regolatorio e con sua delibera o decretazione prende una decisione e le regioni la fanno loro. Il vicepresidente Moratti infatti ha tenuto fermo per 24 ore, si è attesa, gli ho comunicato ieri la decisione, quindi la determina che è andata in Gazzetta stamattina. Ecco, direi che il CTS invece della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio, è un organo consultorio, quindi non prende nessuna decisione, può solo dare consiglio. Io volevo chiedere invece un consiglio ai genitori di minorenni che abbiamo visto che non si ammalano, non mostrano sintomi anche se prendono il Covid per la stragrande maggioranza. Che consiglio dà? Vaccinare ugualmente? I rischi sono sempre, il vantaggio è sempre maggiore dei rischi? Allora, se parliamo di rischi, entriamo nel campo dei rischi della vaccinazione dai 12 ai 15 anni. Sapete che è stata prima l'FDA, poi l'EMA, poi l'AIFA, mentre la STICO è un organo parallelo, perché i tedeschi, oltre al Paul Ehrlich Institute, hanno la STICO, che è una commissione permanente sui vaccini. L'aveva anche il Ministero della Salute, ma quindi la STICO ha preso la decisione di non darlo dai 12 ai 15 anni, darlo solo a 12 categorie di soggetti con comorbosità, cioè Down, malattie cardiovascolari, altro, immunodeficienze, oncologia, quindi neoplasie, in attesa, perché? Perché gli studi validativi
erano fatti su 1100 adolescenti, che è un numero più che sufficiente per vedere l'efficacia, ma è un numero non del tutto sufficiente per vedere la safety. Infatti, come avete visto, con 20.000 soggetti vaccinati con il vaccino AstraZeneca non si erano visti questi effetti, si sono visti sul campo. Allora, cosa direi a una famiglia? Io direi che anche qui i dati si stanno accumulando. È uscito l'altro ieri il CDC che dimostra che su 10 milioni di vaccinati, Moderna e Pfizer, sono pochi i casi di reazione avversa. Avete sentito parlare della miocardite in Israele, ma erano tutti adolescenti, giovani, ma al di sopra dei 16 anni, con un'età media di 30 anni. Poi si sono studiate quelle miocarditi ed erano molto lievi, tutte regredite nel giro di 2 o 3 giorni, per cui è più grave la miocardite se uno si becca il Covid che non questa. E allora vorrei dire, e finisco, che vaccinarsi non è solo un diritto per la nostra salute, è un dovere per la comunità. E quindi in un momento di bassa prevalenza, dove cominciano a circolare delle varianti e sappiamo, indiana, non indiana, beta, gamma, a seconda di come la chiamata delta, sappiamo però che la vaccinazione, soprattutto con mRNA, è efficace e l'hanno dimostrato, diciamo, esperimento sul campo gli israeliani vaccinando quasi tutta la popolazione, non solo blocca la malattia, ma blocca l'infezione nel 90% dei casi, la doppia somministrazione. E vi garantisco che anche quei casi che si vedono di variante cosiddetta delta o indiana nel Regno Unito sono soggetti che hanno avuto una sola dose. È vero, ne hanno riscontrati anche in Finlandia in soggetti bivaccinati, però erano soggetti dell'età superiore a 85-90 anni. Quindi, voglio dire, è importante vaccinarsi anche negli adolescenti, soprattutto per gli altri, per interrompere la catena del contagio, ed è il modo migliore di far fronte alle varianti. Signori, non vorrei monopolizzare, vi ringrazio e penso di avervi dato. Allora, avete visto la lunga conferenza stampa? Sentito i contenuti della conferenza stampa che oggi il Presidente Zaia ha voluto fare qui a Palazzo Balbi, la sede della Regione del Veneto, invece che nella sede della Protezione Civile di Marghera. Ora stanno facendo la foto di gruppo, la classica foto di gruppo con tutti i membri del CTS di Veneto Sviluppo, e a breve potremo proprio interpellare il governatore Zaia per la consueta intervista insieme a lui e per potergli porre altre domande in merito. Ecco, possiamo andare. Ecco, ci sono gli ultimi saluti di rito, col pugno, col gomito, senza darsi la mano, come ormai è diventato d'abitudine nell'ultimo anno e mezzo. E quindi adesso possiamo fermare il governatore Zaia. Il comitato tecnico strategico, che fa l'occhiolina al comitato tecnico scientifico, la scienza che illumina la politica, come sarà il Veneto del futuro? Beh, diciamo, come accade ad esempio nella sanità, ci sono gli scienziati che danno la direzione, ovviamente danno le linee guida, dopodiché sta a noi, confrontandoci con gli operatori economici, decidere quale intraprendere. Presidente, ecco, serve una visione da qui a 10-15 anni, hanno detto. Ma è assolutamente necessario, visto e considerato che se ci giriamo indietro capiamo che chi ha avuto visione ha fatto crescere il territorio, chi non l'ha avuta no. Abbiamo delle imprese eccezionali, dobbiamo solo fare in modo di non intrassare il traffico.
gli investimenti arrivano via Veneto Sviluppo, che è la finanziaria della Regione? Via Veneto Sviluppo, approfittando anche dei finanziamenti comunitari e non ultimi i fondi del Recovery Plan che vorremmo indirizzare affinché si cresca economicamente e si crei occupazione. Come lo vede il suo Veneto del futuro? Ma sicuramente innovativo, che guarda il futuro, rispettoso dell'ambiente, è un Veneto che vuole crescere ancora e vuole spiccare il volo dopo il Covid. Valutava che il Recovery Plan in pratica deve essere fatto con progetti che poi vadano accettati? Assolutamente sì, che siano reali, che non siano fuffa, che non siano dispersione di fondi e che creino occupazione e creino economia. È esattamente quello che ci creano le imprese e i cittadini. Presidente, la campagna vaccinale come sta procedendo, anche alla luce di quanto sta succedendo con AstraZeneca? Sta procedendo molto bene e diciamo che noi abbiamo 36.000 persone che hanno la necessità di fare la vaccinazione eterologa perché hanno meno di 60 anni e hanno fatto prima dose AstraZeneca, la seconda dose devono farla di Pfizer o Moderna. Sono stati vaccinati a marzo e sono le categorie essenziali fondamentalmente, forze di polizia e magari insegnanti e altri. Dall'altro noi andiamo avanti, voi sapete che abbiamo deciso fin dall'inizio di non vaccinare gli under 60 con i vaccini a vettore virale, quindi AstraZeneca e Johnson & Johnson, tranne pochi casi. E noi siamo la regione con minor dosi inoculate sotto i 60 anni a livello nazionale. Cosa ne pensa di quanto dichiarato dallo suo collega De Luca in merito ad AstraZeneca? Ma guardi che io mi occupo del Veneto, non della Campania, e De Luca si occupa della Campania, non del Veneto. Grazie. Ecco, grazie. Avete dunque sentito le dichiarazioni del governatore Zaia, naturalmente non ha voluto dare una sua opinione in merito a quanto è stato dichiarato nelle ultime ore dal governatore della Campania di non somministrare AstraZeneca come seconda dose, e poi tutto quello che riguarda la presentazione del CTS di Veneto Sviluppo che, come avete sentito, ha una visione da qui a 10-15 anni, perché il nostro territorio ha bisogno di questo per poter anche fronteggiare, come ha detto l'assessore Marcato, eventuali altri disastri che potrebbero accadere ed essere pronti e preparati perché non si debba affrontare una situazione economica difficile come i 3 eventi citati proprio dall'assessore Marcato. Se non ci sono altre domande, io restituisco la linea allo studio. In studio ringraziamo la collega Ilaria Marchiori per questo collegamento. Avete sentito la lunga conferenza stampa di presentazione di questa struttura strategica per il Veneto di domani. Si è parlato anche e in modo decisamente importante di vaccini. Poi tutti gli approfondimenti, tutto quello che c'è da sapere su quanto è stato detto oggi lo vediamo nei nostri telegiornali di questa sera. Ora noi facciamo una breve pausa e state con noi, torniamo fra pochissimo. Bentornati al nostro Focus TG. Allora, con la regia di Fabio Verina andiamo a fare un po' un sunto di quello che è stato detto nella pur lunga e anche complessa conferenza di questa mattina, nella quale c'è stata la presentazione del CTS della Regione, Comitato Strategico per il Veneto che verrà. Si è parlato anche di vaccini e Luca Zaia ha risposto a molte domande poste dai giornalisti. Eccola.